Piano Mar ormai fa rima con TAR, dove TAR sta per Tribunale Amministrativo del Veneto. Si è conclusa infatti con una vittoria del comune la diatriba per il vecchio piano particolareggiato Parolini, che era nata quando il privato si era rifiutato di sottoscrivere la convenzione urbanistica approvata invece dal pubblico, ovvero dal comune. Adesso il TAR ha dato torto ai privati e chi ha seguito la vicenda commenta con soddisfazione la sentenza. Una vittoria per noi, però questo non sposta assolutamente l'equilibrio, nel senso che il dialogo con la proprietà è aperta, siamo tutti consapevoli che quel piano è un piano che ha delle volumetrie che sono anacronistiche per i nostri tempi e quindi è chiaro che le trattative con i privati proseguono. Al netto di una faccenda enormemente complessa, questo pronunciamento permette al pubblico di avere un peso diverso nelle trattative con il privato, che di questi tempi non è cosa da poco. Questa vittoria è importante perché ci dà maggior potere di contrattazione con il privato, che a questo punto è stato condannato rispetto a quella che era la mancata firma dell'accordo del 2014. Come andrà a finire il piano Mar secondo lei? Allora è chiaro che in questo momento c'è una proposta protocollata dal privato che va in una determinata direzione. La prima che è quella di ridurre i volumi esistenti, che sono importanti, sono 110.000 metri cubi, che sicuramente magari negli anni 70-80 potevano anche avere un senso, adesso assolutamente no, e quindi c'è una proposta protocollata di riduzione dei volumi e la seconda proposta è quella di cambiare le destinazioni d'uso.